Achille Variati, riconfermato al primo turno sindaco di Vicenza, ne è il simbolo. Se di vincitore si può parlare, quello è il Partito Democratico. Vittoria netta a Vicenza, ballottaggio a Treviso in vantaggio su Gentilini, ballottaggio a Piove di Sacco, ballottaggio anche nel leghista San Donà. Un risultato straordinario secondo i vertici del PD Veneto. Forse questo risultato ha sorpreso qualcuno, ma non noi, che eravamo convinti che ci fosse una convinzione da parte dei cittadini che in una fase come questa il Veneto, il nostro territorio, ha bisogno di governo. Insomma, quello che fino a ieri sembrava un sogno diventa realtà tangibile. Il Veneto, se consideriamo anche Padova, Venezia, ovviamente Treviso e Vicenza, può essere finalmente contendibile e quindi ci può essere una possibilità di vincere le elezioni la prossima volta per le regionali. Le parole d'ordine adesso diventano credibilità in relazione con i cittadini, con i renziani del PD che non celano come in fondo la vittoria a Vicenza e il ballottaggio a Treviso siano merito loro. I candidati che ha sostenuto, alcuni sono già confermati come Achille Variati, insomma il comizio conclusivo che ha fatto a Vicenza è stato un comizio veramente travolgente. Due prossimi appuntamenti, la segreteria regionale dove parte in pole position secondo indiscrezioni Piero Ruzzante, ma i renziani sono pronti a far sentire la loro voce, le loro personalità di spicco, da Piva al veronese Federico Vantini al sindaco di Canaro Garbellini, e tra un anno si vota a Padova. Io penso che dobbiamo tutti convergere nella stessa direzione, dopodiché vinca il migliore, ma se invece si lavora per far perdere il migliore, soltanto per far dispetto, poi ci impoveriamo tutti e questo non ce lo possiamo permettere. Chi ha orecchi per intendere, intenda.